In casa Caorle è stata un'altra settimana trascorsa a lavorare sodo per crescere ancora, per provare a compiere quell'ulteriore passo in avanti che separa i gialloblu dalla prima vittoria in campionato, perché diventa fondamentale non perdere troppo terreno dall'obiettivo stagionale dei play-off. La sconfitta subita nell'ultimo turno a Bassano, in una giornata che a testimonianza di come nessun risultato sia mai scontato, ha visto la caduta della corazzata Oderzo sul mai facile campo della Virtus Murano di coach Ferraboschi, non ha lasciato strascichi di alcun genere nel gruppo Caorlotto, bensì ha contribuito ad aumentarne ancor più la rabbia e la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Sì, anche l'anno scorso abbiamo avuto un difficile avvio, però dopo ci siamo ripresi. In questo momento stiamo lavorando bene, quindi ci stiamo allenando bene, ci stiamo cercando, ci stiamo conoscendo ancora, quindi è normale secondo me avere questo piccolo avvio difficile, ma vedremo di fare del nostro meglio dalle prossime partite, dai. Ecco, prime due partite forse in cui si sapeva insomma, che sarebbe stato molto difficile, con Bassano forse una sconfitta che fa più male delle altre. Oddio no, forse anche quella di Jadran fa male, perché comunque stavamo giocando bene per due quarti, anche Corno stavamo giocando bene per due quarti, poi siamo magari crollati negli ultimi due, però comunque abbiamo sempre dato del nostro meglio. Anche a Bassano sapevamo che era difficile perché comunque sono dei ragazzi talentuosi, quindi ci sta aver perso, però stiamo crescendo, questo è l'importante. Abbiamo giocato un'ottima partita. Non siamo riusciti a tenere così il pallino nell'ultimo quarto, ma con due errori, due fischi arbitrali, 8 punti si possono benissimo subire, ma abbiamo fatto dei passi in avanti. Noi non dobbiamo pensare che la nostra crescita, il nostro miglioramento finisce domani o finisce tra un mese, finirà a fine stagione. È una squadra giovane, dobbiamo imparare partita dopo partita e continuare il nostro processo di crescita. Qualche problema muscolare per Masocco, ma di entità, che non gli impedirà di rispondere alla chiamata di coach Frattin. Domenica al Pallamare arriva un Padova reduce dalla battuta d'arresto casalinga con Jesolo, una partita da vincere contro una squadra comunque decisamente tosta. Hanno giocatori di esperienza che hanno diversi anni di categoria alle spalle, sono in categorie superiori, e sarà un altro test importante per noi che torniamo in casa qui a Caorle.